voglio solo raccontarti questo aneddoto per farti capire, per far capire a chi ci sta guardando anche com'era papà. A Cantagiro 1967, con Pietà per chi ti ama, prima si ascoltava lì, lui ovviamente aveva la patria potestà, io avevo 16 anni, ero minorenne per cui mi seguiva lui, e c'era Walter Chiari che presentava. Ci siamo conosciuti, sono andato subito in simpatia a Walter perché era un ragazzino con questo vocione così, poi ho conosciuto mio padre. Quando cambiavamo città sera per sera, che Cantagiro girava in tutta Italia, come tu ben non sai perché non eri nata, non eri nata, lui neanche più mi salutava. Dov'è papà Umberto? Dov'è? Dov'è? Papà Umberto, vieni qua, se lo sbaciucchiava. Ma se lo sbaciucchiava, se lo stringeva. Ma com'è bello tuo padre, com'è bello, guarda qua che forza che c'ha. È un vero operaio lui è meraviglioso, è uno che si guadagna la vita. E questa è una cosa che ho riscontrato poi in tutti, chiunque l'abbia conosciuto, erano in brodo di giuggiole. E grande nuotatore, tra le altre cose. Ah, sportivo quindi. Sì, beh, lui ha fatto il marinaio per 9 anni, credo, durante la guerra. E lui praticamente ha insegnato a nuotare a tutti quanti noi. Con me non ci è mai riuscito perché non andavo molto d'accordo col mare e anche perché non avevo tempo, lavoravo dalla mattina alla sera e non potevo assolutamente andare al mare. Non a caso ho imparato a nuotare che avevo 44 anni praticamente. Davvero? Sì, da solo. Non so come mio padre si alzava alle 5 del mattino per andare a Bagnoli a lavorare alla Italsider e lei accudiva a tutti quanti, accudiva, doveva lavarci, vestirci, spogliarci, dare da mangiare e pensare a noi. È stata una mamma come tutte le mamme che hanno dei figli, tanti figli soprattutto, e deve dividere questa torta un po' uguale per tutti quanti, se no poi uno ci rimane male che ha una fettina un po' più piccola o più grande dell'altro. Ti coccolava un pochino la mamma ogni tanto? Aveva tempo di abbracciarti, darti qualche bacio? Beh, mia mamma anche negli ultimi anni, mesi che ha vissuto, mia mamma l'ho persa 5 anni fa, mia mamma quando io andavo a Napoli a trovarli così, faceva ciao mamma, io la baciava, faceva, mi pigliava la mamma e faceva voglio fatica troppo, a riposo da una poco. Sì, mamma, non ti preoccupare. E me lo dici adesso che ho 65 anni, insomma, forse se tu me l'avessi detto prima avrei rallentato anche il ritmo. Però avendo la responsabilità di una famiglia sulle spalle, che mio padre se n'è andato 20 anni fa, mi è rimasto sempre questo senso del dovere, della responsabilità verso la mia famiglia. E lo rifarei tutto quello che ho fatto. Dai 7 anni in poi, quando mi svegliava la mattina per andare al lavoro verso le 7 del mattino, perché facevo il barista, 6 e mezzo così, inverno, estate, autunno e primavera, insomma, non è che... Mamma mia. E lo rifarei tutto perché ho vissuto la strada.